Il comandante della polizia locale dà le dimissioni, l'assessore Campagnolo avverte, non cambia niente. Mattinata di passione per centinaia di persone in fila a Fracassola e Bassano per portare Ramaglia all'ecocentro. Finita la soap opera del consorzio di bonifica Brenta, Coldiretti attacca, parla di grande delusione. Chiesa e Sagrato, gremiti a Fietta, questa mattina l'ultimo doloroso saluto a Giacomo Bologna. Moto nella scarpata, ventenne precipita per 30 metri al Cima Grappa, giovane vivo per miracolo. Una pillola di alpini al giorno per avvicinarsi alla donata nazionale. Latterie Vicentine saluta gli alpini in partenza per Biella con 200 forme di formaggio. Vandali scatenati a San Giorgio in Bosco, sono stati visti scappare, alcuni si sono fermati a pulire. Un dormitorio abusivo nel sottotetto di un laboratorio di proprietà di un cittadino cinese scoperto dalla polizia locale. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con la notizia delle dimissioni del comandante della polizia locale Giovanni Favaretto, ma soprattutto della risposta da parte dell'amministrazione comunale e in questo caso dell'assessore alla sicurezza. Sentite. Il comandante Favaretto, a cui faccio i migliori auguri per la sua scelta in prospettiva, perché rientra comunque al comando della polizia locale di Treviso, da quello che mi risulta, quello che mi è stato indicato, non fa cambiare nulla alla polizia locale di Bassano, semplicemente perché il problema, se c'è, è un problema della polizia dell'Unione Montana. Le dimissioni del comandante della polizia locale Giovanni Favaretto sono un terremoto per i comuni dell'Unione Montana, mentre per Bassano non cambia praticamente nulla. Parola di Alessandro Campagnolo, assessore alla sicurezza e portabandiera del progetto di uscita dei vigili bassanesi dall'Unione, concluso con il teso confronto in Consiglio Comunale di qualche settimana fa. Per l'amministrazione di Nicola Finco il punto di caduta è al 1° gennaio, quando la polizia locale rientrerà in toto nell'inquadramento comunale cittadino. Nel frattempo ci saranno da tarare alcuni rapporti. Si tratta semplicemente di individuare in accordo con il corpo una gestione condivisa, perché comunque noi stiamo facendo tutti i passi per il reintegro adeguato da parte di tutti i dipendenti del comando della polizia dell'Unione Montana, e nel frattempo continueremo a ragionare sulle esigenze del comune di Bassano. I punti neri ci sono e sono pure parecchio evidenti. Ecco quindi la lista della spesa dell'assessore. Continuare con il centro studi, a martellare di controlli, continuare in zona Mensa San Francesco e naturalmente non dimenticare, anzi mettiamo una priorità in prospettiva al centro storico, perché è chiaro il discorso Movida va bene controllato. Il resto sono i quartieri che hanno bisogno della vigilanza, quindi per noi la polizia locale dovrà da subito cominciare a ragionare in termini di esigenze del comune di Bassano. Più chiaro di così. Della polizia locale c'era di sicuro bisogno questa mattina fuori da un paio di ecocentri del Bassanese, guardate. 2 ore in fila per buttare via un po' di plastica oppure un bidone di ramaglie raccolte durante i lavori in giardino di questo periodo di ponti e festività. Gente in colonna dalle 8 che ha passato il sabato mattina ad aspettare di poter conferire i propri rifiuti. Qualcuno si è anche stancato di aspettare e ha preferito rimandare tutto a tempi migliori. Che la giornata non fosse delle più facili lo si poteva già capire dalla fila di macchine presente fin dalle prime ore del mattino davanti all'ecocentro di Bassano in via dei Tulipani, e c'è pure chi ci ha scritto un messaggio con tanto di foto per segnalare la faccenda. Idem, forse peggio, alla struttura di Cassola. Tante le segnalazioni, le telefonate, i messaggi e pure le lamentele sui social, ma per capire la situazione basta fare una capatina dalle parti di via Brigata Cadore per trovare a pochi minuti dalla chiusura decine di auto e furgoni ancora in attesa. Il problema sembra essere legato soprattutto al conferimento delle ramaglie e per qualcuno si tratta di una concomitanza legata al sommarsi di feste e ponti.
Per qualcun altro, invece, l'istantanea di questo sabato non è poi così diversa dal solito. Dai finestrini escono litanie che non è il caso di riferire in questa sede. Alcuni domandano quanto è ancora lunga la fila e c'è chi si è dovuto sciroppare un trasferimento perché altre strutture non ricevevano più materiale. Da Mussolente me la manda qua. Da Mussolente? Mussolente era un cassone, sì, sopra i armadi, e già strapieno, che non avrei neanche mai trovato. Il record di giornata lo porta a casa probabilmente questo signore in fila dalle 10 del mattino con la prospettiva di vedersi chiudere in faccia il portone dell'Ecocentro dopo oltre 2 ore di attesa. dalle 10:30. Che era il fondo. Che è qua. Per buttare via un po' di plastica. Un po' di plastica, sì. Ah, vabbè. Solo per un po' di plastica che deve buttare via, deve aspettare 2 ore e mezza. C'è la colonna ancora? Sì, ma la colonna non riesce a finire perché No, mezzogiorno e mezza no. chiudono. Penso di no. Certo. Vabbè, penso che lei ce la farà comunque. Speriamo di sì, se non chiudo, grazie mille. Cambiamo decisamente argomento. Oggi a Fietta l'ultimo saluto a Giacomo Bologna, giovanissimo, che ha perso la vita in seguito a un incidente di moto. Senti Giacomo, hai presente quando vedi tutto nero all'orizzonte? Quando il dolore è così grande da anestetizzarti l'anima? Sono quei momenti così privi di spiragli che non ti resta altro che sorridere per la mala sorte. Ecco Bolo, noi stiamo così. Stiamo talmente male che non ci resta che sorridere in faccia a questo maledetto destino. Un'intera comunità si è stretta per l'ultimo abbraccio a Giacomo Bologna, Bolo per gli amici, questo ragazzo di 20 anni che ha saputo fare e dare tanto. Tutto attorno a sé parla, esprime il bene che ha saputo elargire assieme a una fede forte, fatta di fatti, non parole. Tantissime persone hanno voluto essere presenti per ricordare il suo sorriso, per essere vicine ai genitori, alla famiglia di sangue, ma anche a quelle di spirito e cuore che aveva saputo e voluto costruire, rendendo alta e vera la parola comunità. Frasi toccanti, quelle del parroco Don Gabriele Fregonese, che ben conosceva Giacomo e che non nasconde tutto il dolore di questa perdita che accomuna ognuno, presente dentro e fuori la chiesa di Fietta. Facevi, senza dire, con una sorta di innata empatia che si accorgeva del male degli altri. Per questo ti si poteva chiedere qualsiasi cosa, perché la sincerità era la cifra della tua persona. Una persona che continuerà a vivere anche dopo la morte nei corpi di chi riceverà i suoi organi, ultimo atto d'amore per il prossimo condiviso con i genitori, e poi la decisione di devolvere le offerte al SUEM di Crespano di Pieve del Grappa, i primi che quel maledetto giovedì 24 aprile sono intervenuti per soccorrerlo appena successo l'incidente stradale. Hai lasciato un vuoto immenso, ma un amore che non finirà mai. Queste le parole dei suoi amici e delle sue amiche. Tu continuerai a vivere in mezzo a noi, a fianco a noi, perché ci hai lasciati migliori e questo, forse, è il dono più grande. Ti vogliamo bene, Giacomo, per sempre. E un ventenne caduto con la moto in un dirupo sul Monte Grappa è rimasto miracolosamente illeso. Ha perso il controllo della moto finendo contro il guardrail e un albero prima di precipitare in una scarpata profonda 30 metri. Era notte fonda quando è intervenuto il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, allertato intorno alle 3 del mattino, arrivato in aiuto del motociclista di 20 anni residente a Villorba. A dare l'allarme proprio lo stesso ragazzo localizzato in zona Meatte a 5,5 km da Cima Grappa. Il giovane è stato raggiunto da 7 operatori insieme al personale sanitario del SUEM di Crespano del Grappa che gli hanno prestato le prime cure. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco. Il ragazzo, con una probabile rottura della gamba, è stato stabilizzato, caricato in barella e sollevato con contrappeso fino alla sede stradale. Un intervento di recupero che ha richiesto 2 ore di tempo per riportare il giovane ferito in salvo. L'infortunato è stato poi imbarcato sull'elicottero di Treviso Emergenza, atterrato nelle vicinanze e accompagnato all'ospedale Cafoncello, dove si trova ancora ricoverato. Restiamo nella pagina della cronaca, ma ci spostiamo a Thiene.
Arrestato dai carabinieri un cittadino senegalese di 25 anni. Gli uomini dell'Arma nella notte tra il 30 aprile e il 1 maggio, intervenuti a Thiene per sedare una lite animata che era stata segnalata, hanno controllato lo straniero nelle vicinanze di un esercizio di ristorazione. L'uomo, alla vista dei militari, ha iniziato prima ad inveire verbalmente, minacciandoli, per poi scagliarsi contro l'auto di servizio dei carabinieri, colpendola alla carrozzeria e danneggiando il cofano posteriore. I militari, dopo averlo bloccato, lo hanno immobilizzato e arrestato per i reati di danneggiamento, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Lo straniero è stato portato in carcere a Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ieri vi abbiamo dato la notizia del commissariamento del Consorzio di Bonifica Brenta a più di 4 mesi dalle elezioni e adesso le parti in causa iniziano a parlare. Sentite. Niente accordo tra le liste che si erano candidate alla guida del Consorzio di Bonifica Brenta. L'ente per la prima volta viene commissariato. La Regione nomina Luigi De Lucchi, con parecchia esperienza negli enti consortili, per arrivare sino alle prossime elezioni, ma c'è molta amarezza, c'è molta delusione in chi crede nel lavoro e nell'importanza del Consorzio. Dispiace, ce l'abbiamo messa tutta nel cercare di trovare la quadra, purtroppo dall'altra parte non ci sono state aperture. Dispiace anche del fatto che non si siano neanche mai presentati in assemblea per ben 7 volte, fuggendo sempre al confronto democratico. Noi abbiamo la coscienza pulita perché comunque ci siamo sempre presentati, e poi se dall'altra parte non viene accettata la sconfitta e non si è voluto neanche intavolare nessun tipo di trattativa, io non so cosa dire onestamente. Anche perché è un servizio che deve essere fatto ai cittadini, questo. È un ente tecnico, è quello che fa rabbia, no? Perché è un ente tecnico che è diventato terreno di scontro anche politico. Di solitamente nella storia dei consorzi questo non è mai capitato, che si politicizzasse così tanto una cosa che comunque va a beneficio di tutti. E se posso permettermi anche un ragionamento un po' più profondo, un po' più sentito, io penso, se quello che è successo, la tragedia che è successa a Valdagno qualche settimana fa, fosse accaduta in una zona sotto controllo, insomma, del Brenta, su un canale secondario, io mi chiedo ma con che faccia ci sarebbe poi guardati allo specchio il giorno seguente. Cioè, è quello che mi fa andare in bestia, no? Perché si è perso 6 mesi di tempo sul nulla, e si è voluti tirare così tanto la corda fino ad arrivare a un commissariamento che ovviamente dispiace. Ripeto, tutto il nostro appoggio al commissario, ci ripresenteremo alle elezioni e poi sarà il nostro compito ricordare quel che è accaduto. A proposito di consorzio, vediamo la situazione di alcuni impianti irrigui in difficoltà. Chi coltiva un orto o appezzamenti grandi e piccoli di terreno dovrà sperare nelle piogge attese da domenica in poi per irrigare le coltivazioni. Il caldo anomalo arrivato dopo Pasqua sta facendo notare ancora di più la carenza di acqua che dovrebbe essere già disponibile nei corsi d'acqua minori e nelle tubazioni. Non si tratta di una siccità improvvisa, ma di un problema tecnico che si è verificato durante i lavori di sistemazione dell'importante canale derivatore Mignano-Cabarzizza. L'intervento di Enel Green Power non si è infatti concluso in tempo per il 25 aprile, data di inizio da regolamento consortile della stagione irrigua. Ed è per questo motivo, spiega una nota del Consorzio di Bonifica Brenta, che gli impianti pluvirrigui di Bassano, Romano Spine e Romano Sacro Cuore, i sollevamenti irrigui Pove e Boschi, i canali irrigui a scorrimento Ramo Unito, canale occidentale di Ponente, canale centrale, orientale, Carpelline e tutte le derivate sono tutti fermi. Questa arteria idrica è fondamentale per il territorio a est e a sud di Bassano e si resta in attesa di notizie da parte dei tecnici o di gocce che cadano dal cielo. Mancano davvero pochi giorni alla Dunata degli Alpini di Biella e si rinnova quella che ormai è una tradizione a tutti gli effetti. Centinaia di penne nere provenienti da tutta la provincia di Vicenza si sono date appuntamento nella sede di Latterie Vicentine a Bressanvido per rinnovare quella che ormai è diventata a tutti gli effetti una tradizione.
Anche quest'anno, infatti, la cooperativa ha deciso di regalare a tutti i gruppi della provincia una forma di formaggio Brenta da portare alla Dunata di Biella. L'anno scorso avevamo proposto la prima edizione di vicinanza di fatto al gruppo degli alpini, per noi quasi naturale, essendo io stesso un alpino, e abbiamo pensato di riproporla perché a dare un segnale di attenzione a chi generalmente corre nel momento di bisogno ci sembrava una bella cosa. Sul palco, assieme a Mocellin, fresco di conferma alla presidenza dell'importante realtà produttiva, anche il colonnello Alessandro Ianzini, comandante del reggimento addestrativo di Aosta, e i rappresentanti delle 5 sezioni vicentine delle Penne Nere per l'inno nazionale e i saluti di rito. Un momento molto sentito che poi ha portato gli alpini e i simpatizzanti a fermarsi nel piazzale per un momento conviviale, perché si sa, gli alpini sono sempre i primi ad arrivare quando c'è bisogno di loro e gli ultimi a lasciare il campo, ma la loro forza è nel gruppo. Proprio questo che viene apprezzato del mondo degli alpini. Ti ho detto che noi non abbiamo fatto fatica, essendo io e tante altre persone che ricoprono con responsabilità ruoli apicali dell'azienda, alpini stessi. Ci è piaciuto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo riproposto e visto il successo di pubblico presente direi che è andata benissimo. In onore degli alpini, in partenza per la Dunata è stata creata una forma celebrativa di formaggio da 1 quintale che è stata tagliata per l'occasione dallo stesso Mocellin, che però non potrà partecipare all'evento nazionale di Biella. Quest'anno purtroppo non potrò partecipare e ho una concomitanza di un impegno istituzionale al quale non posso partecipare, ma con il cuore, e magari attraverso Rete Veneta parteciperò. E attraverso Rete Veneta potrete conoscere qualcosa di più della storia degli alpini proprio con le pillole di alpini. Sta per entrare nel vivo la Dunata degli Alpini di Biella, in programma il 9, il 10 e l'11 maggio nella città piemontese. Come sempre Rete Veneta sarà presente all'evento, portando nelle vostre case le voci, i volti, la musica della Dunata con dirette e speciali. Ma c'è anche qualcosa di più, un piccolo omaggio che il gruppo Media Nord-Est vuole rendere alla storia gloriosa degli alpini. Ogni giorno andrà in onda infatti una pillola di storie e curiosità sulle Penne Nere e sulla Dunata, a partire dall'Ortigara, dalla Colonna Mozza, per passare ai sacrari dei nostri monti, alla sezione che ospita l'appuntamento nazionale, agli eroi che hanno reso celebre il corpo degli alpini. Le pillole andranno in onda ogni giorno dal lunedì alle 13.45 nella fascia quotidiana, alle 20 e alle 20.30 alla fine del talk condotto dal direttore Luigi Baccialli. Un appuntamento imperdibile per conoscere gli alpini e avvicinarsi alla Dunata del 2025. Naturalmente entreremo nel vivo di questa Dunata con dirette speciali, il racconto di tutto quello che c'è da raccontare in un evento così importante come sempre qui su Rete Veneta con il gruppo Media Nord-Est. Cambiamo ancora argomento, torniamo a Cassola per l'Isola dello Sport. Isola dello Sport ha approvato in giunta Cassola il progetto esecutivo della seconda fase del secondo stralcio del piano di rigenerazione e recupero dell'area ex Acquapark di Borgo Isola. Entro l'estate l'affidamento dei lavori che interesseranno tutta la parte nuova del complesso. Inizia un nuovo step che porterà alla realizzazione di campi esterni per beach volley, per padel, per tennis, una piccola parete educativa per l'arrampicata e poi all'interno ci saranno gli spogliatoi con anche una zona dedicata al gioco, per cui ping pong piuttosto che calciobalilla eccetera. 1.810.000 euro il costo di questa seconda fase di opere, di cui 700.000 come contributo statale del bando Sport e Periferie e 460.000 ottenuti nel progetto Area Urbana Pedemontana. Per quanto concerne l'area adiacente alla nuova palestra, per l'ultima parte che rimane da sistemare, noi abbiamo in mente di fare delle valutazioni per quel che riguarda magari poi anche l'individuazione di chi gestirà l'intero complesso, che non potrà certamente essere il comune. Però su questo chiaramente mi riservo di dare indicazioni e sentire magari anche delle proposte o dei suggerimenti anche da parte del quartiere, come è giusto che sia.
E dal quartiere, in questo caso il 25 aprile, arriva una nuova segnalazione. Del quartiere 25 aprile ci siamo occupati spesso negli ultimi mesi per la vicenda dell'Eco Piazzola, entrata in funzione a marzo. Non ci sono problemi di fondo stradale perché in quest'area tutto è stato asfaltato da pochi mesi. Di fronte c'è un parcheggio con uno spartitraffico su cui è installato un lampione e il nostro telespettatore ci fa notare con una punta di amara ironia che c'è una nuova sistemazione dell'aiuola non più coi fiori ma con 3 New Jersey in plastica appoggiati a ridosso del piccolo cespuglio e a contorno del pilone dell'illuminazione. Uno scenario che non crea disagio a chi transita o deve parcheggiare, ma che suscita una certa curiosità. Da giorni vi raccontiamo quotidianamente di vandali, vandalismi e situazioni ormai inaccettabili in tante zone dell'Alta Padovana e San Giorgio in Bosco non è da meno. Un bagno chimico buttato a terra, la carta igienica sparsa lungo la pista ciclabile, il tentativo non riuscito di dare fuoco a un cestino dei rifiuti. Notte di vandalismi per un gruppetto di giovanissimi che hanno pensato di sfogarsi tra giovedì e venerdì nell'area dove è in corso la festa di San Giorgio a San Giorgio in Bosco. I primi a notare qualcosa di sospetto sono stati i volontari della festa che hanno visto 3 ragazzi allontanarsi dalla pista ciclabile e hanno poi incrociato un altro gruppo di giovanissimi. Capito di essere stati scoperti, il gruppetto ha subito dato una mano a sistemare quanto era stato danneggiato. Non si tratta probabilmente degli autori dei vandalismi. Sulla loro identificazione è al lavoro la polizia locale con il sindaco Nicola Pettenuzzo. E un dormitorio abusivo nel sottotetto di un laboratorio di proprietà di un cittadino cinese è stato scoperto durante un controllo dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo San Pierese a Campodarsego. Insospettiti da alcuni rumori, i poliziotti hanno individuato una scala esterna che conduceva un'area non dichiarata nei documenti ufficiali dell'azienda, dove erano state allestite delle stanze abusive prive dei requisiti minimi di sicurezza e igiene. Gli operai, tutti di nazionalità cinese, erano costretti a riposare dopo i turni di lavoro. Il titolare dell'azienda dovrà rispondere di diverse violazioni, tra cui l'abuso edilizio e il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza. E vi avevamo dato notizia di un doppio intervento, uno addirittura con l'elicottero al Tombolato per la partita di Cittadella, dove 2 tifosi si sono sentiti male. Vediamo la loro situazione. Sono in buone condizioni i 2 tifosi del Cittadella colpiti da infarto mentre erano sugli spalti dello stadio Tombolato. Fondamentale per un 59enne che vive nella città murata il pronto intervento dei medici a bordo campo che lo hanno rianimato per lunghissimi minuti. Meno gravi le condizioni del secondo tifoso. Entrambi sono stati trasportati in ospedale a Cittadella, dove sono stati operati dai professionisti del reparto di emodinamica, un'equipe che solo nel 2024 ha eseguito 1500 interventi diagnostici. La rapidità dei soccorsi ha salvato la vita dei 2 uomini, deve invece la vita ai colleghi, un 47enne che mercoledì ha accusato un fortissimo dolore al petto mentre lavorava in una fabbrica di 3 baseleghe. Al telefono con il 118 2 colleghi hanno prestato i primi soccorsi con massaggio cardiaco e uso del defibrillatore. Trasportato in elicottero a Padova, il 47enne è ricoverato in prognosi riservata. Dopo di noi alle 21:15 il film Non ti voltare con Monica Bellucci. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.